Visita ieri a Porto Empedocle e ad Agrigento del ministro degli esteri onorevole Luigi Di Maio, nonché capo politico del Movimento 5 Stelle, che ha rinunciato alla presenza al vertice dei ministri degli esteri del G7 per venire in Sicilia a visitare i luoghi che sono stati colpiti dal maltempo e anche per bilanciare a sua detta la presenza dello Stato a quella avvenuta in questi giorni per l'alluvione a Venezia. Di Maio è arrivato a Porto Empedocle con circa un'ora di ritardo, con un centinaio di fan che lo hanno accolto e ha intrattenuto i presenti nella piccola sala del comune empedoclino. Non più di una cinquantina di persone presenti, rigorosamente scelte dal sindaco Ida Carmina, che lo ha accolto, oltre alla presenza delle forze dell'ordine, del prefetto, del questore e degli altri esponenti dei corpi militari, senza rilasciare alla fine alcuna intervista ai giornalisti presenti all'incontro. Ha preferito andare in via Roma per farsi del selfie con i suoi simpatizzanti. Di Maio nel corso del suo intervento ha sottolineato l'aiuto dato al comune empedoclino, ma anche agli altri comuni che sono in dissesto. C'è bisogno di un aiuto, ha affermato Di Maio, dello Stato verso i comuni in deficit. Attualmente sono impegnato in questo periodo a promuovere i nostri prodotti all'estero, in particolare delle esportazioni. Il nostro Paese deve aumentare gli scambi commerciali con gli altri, valorizzare il nostro Made in Italy. Le nostre aziende producono troppo poco per soddisfare le richieste dei mercati esteri. Di Maio ha poi spiegato le ragioni della rottura con il governo Salvini, intervenendo in particolare sulla modifica del reddito di cittadinanza, che nella nuova stesura vedrà impiegati chi percepisce il reddito anche nelle pubbliche amministrazioni. Poi il comizio ad Agrigento con l'onorevole Michele Sodano e la deputazione del partito. Di Maio ha così elencato una serie di successi ottenuti nel corso dei suoi 18 mesi con il governo, con la Lega. Vi ringrazio, grazie signor Prefetto per essere qui, la signora Questore, le nostre forze dell'ordine, grazie al Comandante e a tutti voi che siete qui. Per me è un piacere essere a Porto Empedocle, mancavo da un po', però la vostra Sindaco non ha mai fatto mancare le esigenze di Porto Empedocle. Noi abbiamo una chat dei sindaci che è assediata da Ida per tutte le questioni che riguardano il vostro comune, la vostra terra, a buon ragione, perché è veramente un comune che ha tante difficoltà, che porta con sé molte questioni storiche dei comuni. Se riusciamo a risolvere i problemi e a rimettere veramente in sesto un comune come Porto Empedocle, riusciamo a creare un modello d'azione per tutti gli altri comuni. Lo facciamo anche con interventi di legge che, dico con molta onestà, non si potrebbero neanche fare perché sono interventi proprio settoriali, però l'anno scorso, quando è stata l'ultima legge di bilancio, abbiamo cercato di intervenire il più possibile con norme da Roma per permettere a questo comune di respirare. È un'esigenza che riguarda tanti comuni del sud, riguarda i bilanci in dissesto, riguarda le condizioni dei servizi sociali. E per come sono messi oggi molti comuni, io sono campano, quindi conosco tanti problemi del nostro territorio, dei nostri territori, c'è bisogno di un aiuto dello Stato centrale e c'è bisogno di fare squadra tra istituzioni. Noi ci proveremo, lo continueremo a fare, non solo col sindaco, ma sanno tutte le regioni, sanno tutti i comuni d'Italia che al di là del colore dobbiamo stare insieme per cercare di risolvere i problemi dei territori. E sono contento di essere qui nella Casa Comunale, vi ringrazio per l'affetto, ringrazio tutta la comunità di Porto Empedocle, qui fuori c'erano tante persone che sono venute a salutarmi. Sono molto impegnato in questo periodo sul lavoro che riguarda la promozione delle eccellenze dei territori all'estero. Io ho voluto tanto che al Ministero degli Affari Esteri ci si cominciasse ad occupare di nuovo dopo tanti anni delle esportazioni, perché stavano presso un altro ministero. Un ministero che si occupa di esteri, che vuole fare diplomazia, relazioni. Il suo più grande strumento sono le imprese e i prodotti di un territorio. Se noi non lavoriamo a migliorare gli scambi commerciali con paesi dove ci sono nuovi ricchi che vogliono mangiare le cose che si producono qui, vogliono comprare le cose che si producono qui, ma non sanno come fare per raggiungerle, e allora siamo poco furbi, perché tanti altri paesi nel mondo, anche europei, che hanno meno di noi, riescono a fare scambi commerciali con altri stati, con altre nazioni molto più forti. Pensiamo solo alla Cina. Noi abbiamo per anni visto i prodotti cinesi venire in Italia, ma dobbiamo invertire il trend, perché lì ci sono milioni di nuovi ricchi ogni anno che vogliono mangiare cose buone
e comprare cose ben fatte, cioè made in Italy, ma anche dico made in Sicily, cioè le cose che produciamo qui. E vi posso assicurare che andando in giro nel mondo, se l'Italia ha una grande reputazione lo deve ai propri artigiani, ai propri imprenditori, ai propri agricoltori, ai propri pescatori che fanno delle cose incredibili.